Benissimo, ringrazio per l'invito e inizio la mia breve esposizione facendovi vedere alcune slide che presenteranno alcuni dati che riguardano le unioni montane di oggi. E partirei subito da questa perché mi pare significativa e soprattutto mi sembra significativo il logo che ha accompagnato tutta la redazione, tutto il percorso di redazione, presentazione e approvazione del nostro piano di riordino territoriale. È la visione regionale a cui nei prossimi anni le politiche della regione vorranno tendere, e si vede quindi ben chiaramente illustrato un Veneto al cui interno ci sono le 6 province più la città metropolitana di Venezia, ci sono i 21 ambiti territoriali sociali, le 21 ATS, e ci sono 500 comuni. Questa è una provocazione, è un tendere della regione verso un processo forte di incentivazione alle fusioni per arrivare ad una organizzazione amministrativa regionale che sia più efficiente. Ecco, le slide che seguiranno appunto fotografano la situazione delle unioni montane di oggi. Oggi abbiamo su 560 comuni veneti 156 comuni che sono montani o parzialmente montani. Abbiamo la presenza di 18 unioni montane, manca nella cartina la Lessinia perché appunto, come diceva il dottor Vigne, è una comunità montana da anni in liquidazione che non si è mai trasformata in unione montana e che ha i problemi a cui è stato fatto cenno. Ci sono 130 comuni aderenti alle 18 unioni montane, di cui 129 parzialmente montani. E perché? Perché mancano i 27 comuni montani che non fanno parte ancora oggi delle unioni, anche se dovrebbero, e anche mancano i 18 comuni, al cui interno dei 27 mancano i 18 comuni montani della Lessinia. Quindi siamo in questa situazione. Le criticità sono state accennate, ci sono criticità oltre che in Lessinia anche nel Bellunese, con la Belluno Ponte nelle Alpi e con l'Unione Montana della Valle del Boite, e questo ci preoccupa non poco. Perché ci preoccupano poco? Perché, come diceva il dottor Vigne, le unioni montane sono un ente diverso, profondamente diverso dalle unioni di comuni. La Regione le considera obbligatorio per i comuni montani far parte delle unioni montane. E questo perché? Perché le unioni montane non hanno solo eventualmente diciamo così, incarichi da parte dei comuni aderenti di gestire funzioni o servizi comunali, ma hanno anche funzioni proprie, e poi le vedremo. Andando avanti con le slide, qua viene dato un quadro riepilogativo delle unioni montane. Per ciascuna abbiamo individuato il numero di comuni, la superficie, la popolazione, la densità demografica e la dimensione media dei comuni. Ci sono evidenziati i dati massimi in violetto quando ci sono più comuni raggruppati, e i dati di minima invece in giallo quando i numeri sono più bassi, e con delle note a fianco, per esempio sul comune di Belluno, che non appartiene all'area omogenea montana e parzialmente montana, il comune di Segusino, che è in un'unione montana che è diversa dalla provincia di appartenenza, c'è il comune di San Vito di Leguzzano, che è un comune obbligato di pianura che però si è aggregato all'unione montana, e i 27 comuni di cui vi dicevo prima, che non appartengono ad alcuna unione montana. Altra slide vi fa vedere la mappa degli ambiti territoriali sociali delle ATS del Veneto. È importante questa mappa perché, lo spiegherò dopo, ma comunque il piano di riordino territoriale, oltre ai confini provinciali, tiene in
grande considerazione il perimetro anche degli ATS. Sono 21 ATS che rappresentano le ex aree ULS prima della riforma sanitaria regionale del 2016 e questi ambiti territoriali rappresentano altrettanti confini territoriali al cui interno la Regione desidera che vengano sviluppate e sosterrà tutte le forme associative che si sviluppano all'interno degli ATS. Nel prospetto successivo abbiamo evidenziato come le unioni montane attualmente esistenti si rapportano ai confini degli ATS. Quindi abbiamo una situazione di perfetta coincidenza, ovvero non ci sono frange al di fuori degli ATS nella maggior parte delle unioni montane, però abbiamo altre realtà in cui ci sono comuni che fuoriescono da questi confini. Segusino nella Feltrina, Recoaro e Valdagno nella Pasubio Piccole Dolomiti, Valdobbiadene e Nevidor nella Prealpi Trevigiane e Limana nella Valbelluna. Queste sono criticità, a nostro avviso, che sarebbe opportuno nel procedimento che inizieremo di verifica, razionalizzazione, accorpamento dei confini delle unioni montane, terremo conto anche di queste situazioni. Andando avanti ho voluto presentare altre slide che diciamo illustrano anche altre realtà all'interno della regione del Veneto, altre mappe che sono significative e di cui la regione comunque tiene conto, anche se non in maniera così forte come avevo detto prima, confini provinciali e confini degli ATS. E sono le IPA, le intese programmatiche di area. 26 sono nel Veneto, sono molto efficaci ed efficienti, soprattutto per la programmazione locale, e la Regione ha ripreso a finanziarle perché ritiene che le progettualità che vengono presentate dalle IPA siano particolarmente interessanti e meritino un sostegno da parte della Regione. Abbiamo fatto un analogo prospetto, come quello prima rispetto agli ATS, di riconducibilità delle unioni montane anche alle IPA. Anche di questo terremo conto al fine di omogeneizzare quanto più tutte le situazioni esistenti, perché come diceva il Presidente Padrin, vorremmo che i sindaci che compongono le unioni montane e che si abitueranno a lavorare insieme anche all'interno delle ATS non abbiano da cambiare interlocutore e da rapportarsi con sindaci diversi a seconda della materia e dell'attività, e quindi vorremmo una omogeneità in pratica anche per quanto riguarda la programmazione locale. Quindi abbiamo delle situazioni, non sto a illustrarle tutte, ma ci sono comuni che fanno parte di una unione montana ma sono in un'altra IPA, e ci sono anche altri comuni che non fanno parte di IPA. Andando avanti, è stato accennato anche prima, c'è anche la questione delle aree interne nel territorio montano. Diciamo così, queste politiche relative alle aree interne non sono seguite dalla nostra direzione, ma da un'altra direzione, che è la direzione programmazione unitaria. Però un ragionamento in merito alle aree interne, quando proporremo i confini delle unioni montane, lo vogliamo fare. E nella slide successiva abbiamo cercato proprio di rappresentare la, diciamo così, coincidenza dei confini delle aree interne con i confini delle unioni montane. Vedete circondate dalla linea blu il perimetro delle aree interne, e invece il perimetro delle unioni montane è invece evidenziato da una linea rossa.
ci sono appunto situazioni in cui queste diciamo così, aree interne non coincidono con gli ATS, non coincidono con le IPA. Sarà uno studio che andrà fatto in maniera approfondita prima di arrivare ad una proposta di razionalizzazione. Ecco, proseguo con le fotografie per fotografare la situazione delle unioni montane in relazione al personale. È stato fatto da più di uno dei relatori che mi hanno preceduto accenno al problema del personale delle unioni montane, che non è un problema solo delle unioni montane, ma è un problema dei comuni montani, dei comuni in genere, ma di tutta la pubblica amministrazione. E questo problema di carenza del personale è anche una delle motivazioni che ci spinge a cercare una soluzione ingrandendo le unioni montane per far massa critica e per fare in modo che ci siano, diciamo, non uno spezzettamento di unioni che annaspano appunto per carenza di personale, ma vedere di risolvere anche questa problematica o provare a risolverla con l'accorpamento. Ma di questo so che si parlerà ampiamente nel proseguo della mattinata. Recenti novità regionali. Una legge regionale del 6 settembre dell'anno scorso è stata molto importante perché ha preceduto l'approvazione del piano di riordino territoriale e ha fatto delle modifiche molto importanti di alcune leggi regionali di settore. E questo lo spiego adesso più in esteso, riguarda soprattutto in primis l'individuazione dell'ATS come ambito territoriale di riferimento di qualsiasi forma associativa, disincentivazione di scioglimento di forme associative e del recesso di singoli comuni all'interno di tutto il Veneto, per carità, qua parliamo anche di pianura, con restituzione di tutte le risorse regionali che sono state date se c'è uno scioglimento di una forma associativa prima di un determinato lasso di tempo, e anche si prosegue nella premialità nei bandi regionali per i comuni che svolgono in forma associata le funzioni fondamentali. Per quanto riguarda le unioni montane, come diceva anche il dottor Vigne, l'unione montana, abbiamo legiferato in tal senso che può essere l'ambito dell'unione montana potrà essere rideterminato solo nella forma dello scorporo di un comune, ma con contestuale aggregazione ad altra unione montana, non un'uscita tout court. Altro ambito di unione montana che però rispetti confini provinciali e confini di ATS. La premialità forte in relazione alle fusioni, e in relazione alle fusioni è stato per facilitare il processo partecipativo ai referendum, è stato abbassato al 30% il quorum di partecipazione al referendum di fusione. Infine un capitolo ha riguardato appunto le IPA. Anche qua incentivazione per IPA regolarmente riconosciute che però rispettino l'ambito dell'ATS e della provincia, eccezione solo per le IPA già costituite nella forma di associazione o fondazione, quindi che abbiano acquistato la personalità giuridica e che si siano in un certo qual modo cristallizzate, ecco, eccezione. Venendo al piano di riordino territoriale, come dicevo prima, il piano di riordino territoriale è stato approvato con una delibera all'inizio di quest'anno e la novità appunto e le linee d'azione di questo nuovo piano di riordino territoriale sono la promozione delle fusioni, abbiamo detto obiettivo 500 comuni, questo è un obiettivo che ci poniamo nel lungo periodo perché abbiamo studi, commissionato studi che dimostrano che i comuni nel prossimo decennio, se non si fonderanno e se non si rafforzeranno mediante fusioni, incontreranno seri problemi per garantire servizi al proprio territorio.
L'altra linea d'azione è rafforzamento di unioni di comuni e soprattutto di unioni montane con incentivi finanziari. Valorizziamo gli strumenti di programmazione locale, ho parlato prima delle IPA, quindi valorizziamo le IPA con anche risorse finanziarie, ma anche promuoviamo e finanziamo le conferenze dei sindaci. Le conferenze dei sindaci sono conferenze, gruppi di comuni riconosciuti da una legge regionale alle quali la regione dà importanti finanziamenti e finanzia progettualità locali. Sosteniamo il ruolo delle province e la regione Veneto è per un ritorno delle province elettive e con funzioni e risorse finanziarie e di personale adeguate a svolgere le funzioni che svolgono, più anche altre funzioni che eventualmente lo Stato dovesse conferire, e anche con un progetto regionale di conferire ulteriori funzioni alle province. E ovviamente ruolo guida della regione in tutta questa operazione di riordino territoriale. La slide successiva riguarda alcune, vado molto veloce, alcuni servizi che sono stati attivati per i comuni, per i sindaci, per il territorio. Il portale informativo delle autonomie locali, soprattutto il PIAL, che abbiamo realizzato in collaborazione con ANCI Veneto, a cui possono accedere tutti i sindaci e dà dati molto interessanti che possono anche consentire ai sindaci di mettere a confronto la propria realtà con quella di comuni confinanti. E poi si può accedere al geoportale, che è uno strumento dell'amministrazione regionale che contiene tutta una serie di indicatori statistici, socio-economici e di governance che sono stati raggruppati traendoli dalle banche dati regionali. Ovviamente la regione è in prima linea anche per la formazione del personale, con corsi di vario tipo. E la slide successiva parla delle politiche regionali per le funzioni montane, ma qua l'ho già ampiamente illustrato. La slide successiva ancora, ecco, si sofferma sulle funzioni proprie delle unioni montane e da qua si vede il perché poco prima ho parlato di obbligatorietà per i comuni di aderire a un'unione montana, perché le unioni montane hanno molte funzioni proprie, sono diciamo così state individuate, come diceva il dottor Vigne, dalla regione per gestire i fondi FOSMIT. C'è però la legge regionale 40 del 2012 che all'articolo 5 dà numerose competenze alle unioni montane e ci sono altre competenze che sono state assegnate alle unioni montane con leggi regionali settoriali, malghe, patrimonio forestale, viabilità silvopastorale, funghi, contributi a CAI e a guide alpine. Quindi vedete, non è per la regione pensabile che un comune montano non faccia parte di un'unione montana, perché altrimenti chi esegue nel territorio di quel comune queste funzioni? È pur vero che in assenza di unione montana funzionante dovrebbe intervenire la provincia di riferimento, però è una situazione che può essere transitoria, non può, diciamo così, protrarsi a lungo. La slide successiva ecco, questa è una slide invece dove si vedono quali funzioni comunali vengono svolte dalle unioni montane. Ci sono tutte le funzioni fondamentali raggruppate, diciamo, sia per tipologia sia per numerosità di funzioni da parte delle singole. Abbiamo unioni montane, la maggior parte, che esercita una sola funzione e altre invece che ne esercitano 2 o 3 o addirittura 6. Si vede dall'altro grafico che la funzione più, diciamo così, maggiormente esercitata in comune nel territorio montano è quella della protezione civile.
Chiudo con i contributi. Anche qui abbiamo fatto, certo questi sono dati che sono presenti in tutti i nostri, nelle nostre pagine dedicate alla direzione enti locali, ma le abbiamo raggruppate. Si vede che intanto la prima riguarda l'esercizio associato. Abbiamo messo a confronto il contributo statale regionalizzato 24 e 23 perché lo abbiamo già erogato, quello del 2024, e si vede che è aumentato rispetto al 2023, da scarsi 300.000 euro passiamo a 350 perché più risorse la regione, più risorse proprie la regione eroga alle unioni di comuni, più risorse l'anno dopo lo Stato le conferisce. E invece il 2024 per il contributo regionale ordinario, per quello una tantum, non ce l'abbiamo ancora perché è in fase di istruttoria ancora, stiamo liquidandolo ora. E un'altra notizia è che proprio in questi giorni dallo Stato il contributo statale 2024 è stato lievemente aumentato, ci sono stati erogati altri 71.000 euro che entro l'anno provvederemo a distribuire sia alle unioni di comuni che alle unioni montane. Andiamo avanti, qua si vede un'altra slide dove si vede che è, come si diceva prima di me, in aumento l'entità delle risorse che arrivano, sia statali, in lieve aumento si vede la colonna violetta, sia regionali, perché c'è uno sforzo regionale nell'erogare contributi. E se passiamo invece alle funzioni proprie, la slide successiva, poi ho finito, ne ho due, una per il 23 e una per il 24, si vede anche qui che per le funzioni proprie, sia nell'erogare alle unioni montane i fondi FOSMIT, sia nell'erogare le spese correnti, quindi per far funzionare le unioni montane che devono fare le attività che sono loro proprie, ci sono anche qua sostanziali aumenti. Se guardiamo per esempio le spese correnti 2023 1.400.000 euro, se andiamo alla slide successiva spese correnti 2024 1.600.000 euro. Non parliamo di FOSMIT che ha avuto un enorme aumento nelle due annualità che abbiamo preso in considerazione. Non conosciamo ancora lo stanziamento FOSMIT 2024 e speriamo di poterlo avere quanto prima e di potervelo comunicare. Io ho finito e vi ringrazio.